Il poeta Eugenio Montale scrive: «Tutte le immagini portano scritto più in là. Il più in là è un più dentro, in profondità, oltre i confini fisici». L'abbazia di Sesto a Regana, piccolo gioiello ai bordi occidentali della campagna friulana, rimanda non solo indietro nei secoli, ma anche più in là, oltre le cose. Dire abbazia benedettina significa dire area contemplativa, nata per questo nella pace e tra il verde riposante. Lo spopolamento di Concordia e il trasferimento della sede vescovile a Caorle aveva dato alla Stazio Romana di Sesto un'importanza strategica mai avuta. I re longobardi vollero controllarla direttamente e la inquadrarono nel sistema amministrativo come curtis regia, affidandola ad un clan di fiducia. L'abbazia compare per la prima volta nella dotazione sestense nell'anno 762, il più antico documento di epoca longobarda sul Friuli occidentale. I protagonisti dell'atto, stilato nell'abbazia emiliana di Nonantola, sono Erfo, Anto e Marco, tre fratelli dell'aristocrazia longobarda che qualche anno prima avevano abbracciato la vita monastica. 9 anni dopo, nel 771, il regno longobardo crollò ad opera dei Franchi e a Carlo Magno non sfuggì il ruolo dell'abbazia longobarda nell'organizzazione del territorio. Riconfermò i possedimenti originari con qualche aggiunta in loco, ma soprattutto le concesse l'immunità. L'abbazia diveniva indipendente dal potere civile e l'abate assumeva nei possedimenti del monastero le prerogative fiscali, amministrative, giudiziarie e militari dei signori secolari. Veniva eletto dai monaci e riconosceva l'autorità del re, come si conveniva ad un'abbazia regia. Alle donazioni dei nobili longobardi si aggiunsero quelle franche. Sesto diveniva la più importante fondazione benedettina del Friuli e anche l'unico punto di riferimento religioso, profondamente radicato nel territorio. Nell'anno 967, Ottone I, nella riorganizzazione del Friuli, concedeva al patriarca di Aquileia l'abbazia di Sesto con tutti i suoi beni. La fondazione monastica, a 2 secoli dalle origini, cessava temporaneamente la sua autonomia e diveniva una delle istituzioni soggette al patriarca, signore del Friuli. 200 anni dopo, nel 1181, fu un abate di Sesto, Gottifredo, a diventare patriarca. L'abbazia conseguì così notevole importanza nello stato patriarchino, riuscendo persino a riottenere dal Papa il diritto all'elezione interna dell'abate. Questo confermerebbe i risultati degli studi sulle origini dell'attuale complesso abbaziale, che propongono per la chiesa e il primitivo atrio una realizzazione nel XII secolo. Nei primi anni del Trecento la preoccupazione per la sicurezza dell'abbazia suggerì una serie di opere di fortificazione. Furono costruite le porte d'ingresso, si mise mano alle mura, ma soprattutto si costruirono alcune torri, conferendole l'aspetto di fortezza che tuttora conserva. Negli stessi anni la rinascita dei flussi commerciali aveva selezionato un nuovo protagonista, il comune di Portogruaro con il suo porto e i suoi traffici. Lo stesso vescovo concordiese vi risiedeva. Questi fattori spiegano il lento declino dell'abbazia nella seconda metà del Trecento, coincisa con l'entrata nell'orbita del papato. Con l'arrivo della Serenissima, Sesto entrò nell'orbita di San Marco, per non uscirne fino alla soppressione. Arrivando, si accede alla piazza dell'abbazia passando sotto un robusto torrione, unico superstite dei 7 che difendevano le mura, detto del Ponte Levatoio, oggi sede della biblioteca civica. A destra la residenza degli abati, oggi sede della municipalità,
una costruzione di impianto rinascimentale sulla cui facciata si conservano gli stemmi dei 5 abati commendatari. Di fronte appare la massiccia torre vedetta scandita da lesene. A sinistra l'antica cancelleria abbaziale, ora scuola materna. Il fuori della basilica, la facciata d'ingresso, è il risultato di modifiche avvenute lungo i secoli, aperta da un semplice portale sopra il quale ci sono affreschi duecenteschi dell'Arcangelo Gabriele e di San Benedetto. Di lato, una scala balaustrata conduce al salone, un tempo coro notturno per i monaci, oggi adibito a manifestazioni culturali. Varcando finalmente il portone della basilica, si accede al vestibolo interamente affrescato, nelle pareti il ciclo allegorico dell'Inferno e del Paradiso e di San Michele, ciclo del 1450 attribuito ad Antonio da Firenze e allievi. Nel vestibolo si aprono a destra la sala delle udienze, oggi una sorta di pinacoteca, e a sinistra la sala museo, con reperti archeologici di varie epoche. Si accede poi all'atrio romanico diviso in 3 navate da pilastri quadrangolari che conservano tracce di decorazione a fresco. L'interno della chiesa presenta un notevole apparato di pitture a fresco, tra le quali spiccano quelle della zona presbiteriale eseguite all'inizio del Trecento da pittori della scuola di Giotto. Nella cripta che si estende sotto il presbiterio, scandita da volte a crociera sostenute da colonne marmoree, si conserva l'urna di Santa Anastasia, splendido monumento d'età longobarda formato dai resti di una cattedra di marmo greco. L'abate Giovanni Perin ancora oggi dice: «Auguro che l'immagine dell'abbazia continui a sussurrare ancora e a ogni visitatore più in là, più avanti e più dentro sulla strada del terzo millennio cristiano».